Vieni avanti. Vieni avanti. Come? Vieni avanti Bettino. Vieni avanti Bettino, volevano dire. Ecco, scusate un attimo, stavo facendo un discorso molto importante alla popolazione per cercare di ottenere il massimo del rendimento e il massimo, ammiraglio, sì. ecco, il massimo dello sforzo. Buon capitano. Perché questa è la 42esima, la 41esima volta che noi proponiamo un pezzo musicale. Sempre quello. No, abbiamo questa settimana abbiamo deciso di entrare proprio dentro, di porre un dito nella piaga. Ecco, porre un dito nella piaga, signore. E vorrei veramente che porre tutti un dito nella piega. foste parte... Perché nella piega? Qual è la piega? Ci sono dei rotoloni. Dai, avanti. Cerchiamo di essere seri. C'è Mauro Rotoloni qui dentro. Io chiedo anche un po' di attenzione anche in questa parte del pubblico, che è sempre stata così attenta in queste 41 settimane. Queste donne stupende che mi hanno regalato 2 rose. Alle donne belle, agli uomini schifosi. Cerchiamo tutti quanti di avere un discorso inerente a quel... Sei d'accordo? Ma certamente. Alla maglia verde del Giro d'Italia. Eccolo lì. Verde. Quello che si è classificato ultimo anche fin dalla prima gara. Infanzia. Dunque, signori, io sono contento. Signori, È con vivo. Cosa c'è? È con vivo dispiacimento Cosa c'è? che vi annuncio che ho capito poco fa che sono uno scemo. Ma questo l'ho capito molto prima. Che ho capito poco fa che i miei colleghi non sono ancora usciti dal tunnel della... No, non cominciamo con questo tunnel, Non cominciamo con questo tunnel, per favore. Cerchiamo di essere seri. Questo mi fa male al cuore. Cosa c'è? Non riesci più a camminare, non riesci? Dopo 41 settimane. Questa settimana... E volevo salutare un po' di gente. Chi vuoi salutare? Dai, avanti. Questa settimana, signori, ragazzi, la mettiamo giù molto dura. Sì. La mettiamo giù molto dura. Molto dura. Questa carne è troppo dura. Dai, basta. Vogliamo essere un po' seri? Vogliamo riprendere quel vecchio discorso che si faceva agli inizi? Si può essere un po' attenti? Gli autori vogliono alzare la testa invece di fare i loro sporchi comodi. Ubriachi, guardatelo, fradici. signori. Guardatelo questo ragazzo con baffi. È lui uno dei responsabili della trasmissione. Domani mattina sarà fucilato all'alba per aver scritto 41 puntate di questa oscenità. Un bel applauso, Michele, grazie. Bravo Michele, beato te. Signori, Bravo, perché qui ad Michele. Antenna 3 siamo tutti una grande famiglia, noi di Antenna 3. Padre, madre e figlia. Abbiamo una grande famiglia, la famiglia della comicità. Eccolo qui, padre, figliolo e spirito grasso. E spirito? Spirito grasso, perché? Io non sopporto che si scherzi ulteriormente sul mio fisico, perché io ho un fisico della Madonna. Sì. Va bene? Oh, È un miracolo che vero. sta in piedi. bene. È vero, proprio adesso ne approfittate che sta per uscire dal tunnel della droga. Aspettate dopo. Basta con questo tunnel della droga, vieni qua e stai qua. Signore e signori, riprendiamo un discorso. Eccolo là, l'ho visto, è stato Riprendiamo lui. un discorso che... Ed è una cosa soltanto che devo dire. Una cosa, permettetemi, ma sei scemo, sei? Per favore. Col mio mi fa schifo. Grazie. Usa questo. No, Avanti, basta. Giù l'antenna, sta giù. Questo. Non toccarglielo Giù il qua. cappello, giù il No, il cappello. cappello sta giù. Il cappello sta giù, sono 41 settimane che mi alzi il cappello. L'antenna sta qui. Il pianoforte non si tocca. Hai capito? Giù le mani della Birmania. Dai, basta. Signore e signori, Buonasera. dai, È stato un piacere. avanti, che buonasera, siamo qui per parlarvi di un discorso che troppe volte è stato interrotto. Sì, guardatelo qui. Il vero, l'unico circonferenziere. Eccolo qua. Cosa fate qui? Mi hanno visto le mutande. C'ho le mutande gonna pantalone. È un tuo rapporto personale con questi È un mio rapporto inguinale che io mantengo con il mio... Guarda, questa signora era una mora, dopo 42 puntate sono avuti i capelli bianchi, a forza di vedere le nostre idiozie. Ma questa signorina qua le si sono consumate le sottane. Guarda, non le ha Non c'ha più. più niente per coprirsi. Bene, signori, basta con queste oscenità. Se ne sono viste anche troppe oggi di oscenità. E signori, qui non è l'uomo che vi parla, Ma è l'omosessuale. Dai, basta. E insomma, è l'uomo. Lei non rida che anche lei è mezzo gay. Dunque, signori, cerchiamo di... Mezzo gay, cioè da qui in giù. Cerchiamo di... Lo dice anche il proverbio, ma il comune è mezzo gay. Basta. Nini, vuoi essere serio? Lo sai cosa ti faccio? Sì che lo so. Dai, basta. Allora, signore e signori, riprendiamo questo discorso interrotto. E per chi non l'avesse capito, Cambieremo macellaio, basta. perché... Insomma, signori, la canzone di oggi... Grazie.
voi tutti che mi seguite con tanto affetto, voi che mi seguite con tanto affetto e tanto affettato. Basta. Parleremo di una regione, sai demonietto? Sai anche tu demonietto? No, mi hai già distrutto. Sapete di che regione parleremo? Sapete di che regione parleremo questa settimana? Della regione bassa. Parleremo della regione straniera. UFO. Ecco, parleremo. Quando Quintaluno spunta... No. Basta, parleremo di una regione molto importante. Portaci a casa. Amici, parleremo della Campania. Abbiamo parlato altre volte della Campania? Certamente. Sì, dai, non prendimi per il... Buonasera, sono la fidanzata di Franco Bianca. Dunque, abbiamo parlato tante volte. Ma chi è sto Franco Bianca? Chi è questo Franco Bianca? Non può avere fidanzate, lo sono tutti... Franco Bianca è uno che ama travestirsi, quindi quando Eccolo, vuole si eccolo, chiama Bianca, quello lì. oppure Ciao, Franca. io la fine, ciao Franco, sono qui a Avellino, ritorno subito, prendo il treno, c'ho una partita di pomodori marci che tengo dentro la valigia, arrivo subito, sono io a Sundino, ciao Franco. Ciao. Ecco signori la Campania. E noi in punta di piedi parleremo di questa regione. In punta di vitello. Ebbene In signori. punta di piedi per non schiacciare i poveri La campani. regione Campana, perché si chiama così? Per chi suona la campana? Lava il training, vedi che sono la campana? Per chi suona la campana? Una delle città più importanti della Campania è la città di Avellino, con questo dramma tremendo, diviso da questo muro. Il muro di Avellino, Esatto. Avellino Est, Avellino Ovest. Basta, non se ne può più. Ebbene signori, ve lo dico io, Umbertone. Il vostro cotecone, Ve lo dico io, Umbertino. il vostro cotechissimo. Ve lo dico io, Umberto. Il forno sempre aperto. Ve lo dice Franchino, detto Pannocchia, signori e signori. Marco Pannocchiella. Ebbene la Campania, ebbene sì. Oddio. Ebbene sì. La regione Campana. Abbiamo Capua. Silenzio. È la regione Campana. Abbiamo Capua. C'è Abbiamo Capua. C'è Capua. C'è Peppino di Capua. Peppino di Capua, abbiamo gli Ozzi di Capua, abbiamo delle cose stupende Capua. in Campania, ma una cosa che non abbiamo mai potuto fare. Io questa sera faccio appello alla Convenzione di Ginevra e anche a quella di Lancillotto per dirvi una cosa importante. Cosa vuoi dirci? Che finalmente Siamo questa... usciti dal tunnel. No, della non siamo droga. usciti. Che finalmente questa sera io penso sia venuto il momento, dopo 41 settimane... Che ora è? 41 settimane. Che ora è 41 settimane? Di farci... Se c'è la settimana legale? Di farmi fare un pezzo. Mi fate fare un pezzo? E fai sto pezzo. Questo pezzo. Allora signori, Questo pezzo di questa, rospi. visto che ne parliamo della campagna, finalmente loro mi faranno fare. Ma poi c'è la città! Ma quello parleremo dopo della città. Ma sei un po' confuso. No, non mi sono confuso, non sono Hai fatto confuso. una lavatrice col No, cervello. non sono confuso. Questa settimana finalmente loro sono d'accordo e mi fanno fare il pezzo intitolato La sceneggiata. Ecco, state buoni, qui non disturbate perché questa settimana Do not disturb. la sceneggiata. Do not disturb. La sceneggiata questa settimana non mi fare ridere che Da solo la vuoi fare? segatura. Ecco Da solo vuoi signori, fare la sceneggiata? da solo. No, perché dai, io non fammi- sono mai riuscito a farla la sceneggiata. Fammi fare la figlia. E io se non riesco a fare la sceneggiata, sapete cosa mi capita? Ti sudano terribilmente i piedi. Dai, basta, no, basta, signori. La sceneggiata. Voi siete buoni? No, voglio fare la figlia. Ti Beh, giuro, fammi fare la figlia. Io faccio il reduce. Non faccio la figlia cieca, Che figlia fai? faccio la figlia sorda. Come la figlia sorda? La figlia Come? Dai, dai, avanti, vieni qua. Allora tu fai la figlia sorda. Allora, personaggi e interpreti. Io faccio il reduce dalla seconda guerra mondiale. E non hai il cappello, devi sistemarti il cappello. Quando sono... Dai, vieni avanti. Tu sei il reduce, allora ti vuole il cappello. così. Come? Non sento niente. Silenzio, tu sei la figlia muta, non sorda. No, sorda. Ah, sorda, scusa, hai ragione. Non ho capito. Ecco, tu sei il reduce. Ecco il reduce, lui è un reduce. Ho fatto la guerra sulla peperonata Potionchi. Lui è Ciccillo, detto impotente. Ok? Che sonno che tengo, so bene Questa parlato con la campagna questa di- invece è Nunziatina, la figlia sorda. Come non sento niente? Abbiamo capito. Ragazzi! E io sono... Ragazzi! E io sono... Un pirla, che ne so, è un'ora che gridi. Cosa gridi? E io sono... Non sento niente! Pensa che io è da mezz'ora che glielo voglio far dire sta battuta del pirla. Beh, basta insomma, signori. A che punto siamo arrivati? Silenzio, sorda, non capisci niente. Tu sei Nunziatina, la figlia sordo-muta. Non ho capito niente! Muta! Devo dormire, c'ho sonno, E ho parli- fatto la campagna di Basta. Russia, la corazza, la caponata lui Potionchi. è Ciccillo impotente. Io Fatemi sono dormire. un zappatore. Mi fate fare a zappatore? Allora attenzione, la scena si svolge in un villaggio a nord Ai di... confini con il Libano. No, in un villaggio a nord di Palinuro, dove Dove tutti ce l'hanno sempre
stranieri. Va bene. Allora, un villaggio del Poliudo. Silenzio, voi vivete in una capanna alta 1,5 metri, quindi abbassa. Altezza media italiana. Ecco, benissimo. Sono sorda, Ecco. eppure sento. Però è piovuto molto. Sento. Cosa senti? Sento puzza. Dai, avanti, stai qui. La capanna è piovuta molto. Che fai? Sono venute le piogge di Rancibur. Ranci, È puzzavano, piovuto molto, la capanna si è ristretta ulteriormente. Tengo E sonno. voi siete fessi dinde... Dinte ricchi. Ecco qua. Due cuori, una capanna. Attenzione, io arrivo da lontano, voi sentite i passi, cloppe. Faccia sentire che so sorda. No, ma sente lui, o impotente. Ecco. O impotente, O c'ho sonno, non posso. Attenzione, allora prego, voi sentite i passi. Non sento, E Napoli, come fa il vento a Napoli? Allora, il vento a Napoli fa... Io me ne frego, non sento niente. Dai, avanti. Come fa il vento a Come Napoli? fa il vento a Napoli? Che mi frega? Ecco, pronti? Ecco, sta per arrivare un zappatore. sonno tengo. Io sono un zappatore, ho il passo felpato. Come felpato? Ho il passo felpato. Clop. Clip. Te la sei fatta addosso? Dai, avanti, fammi rovinare la sceneggiata. E c'è la piccola porticina della capannuccia nel bungalows. Attenzione. Yes. Si è aperta. No, devo ancora bussare. Attenzione, ora io busso. Papà, non sento niente, fai vedere il campanello. Dai, avanti. Ora io busso, fai il playback della bussata. Fai playback. Allora guardami il gesto. Attenzione, lo faccio con le nocche? Con le occhi. No, questo era il avanti. vento di prima. Allora attenzione, pronti, io busso. Attenzione. A ripocchete. Ma che? Volevo che non mi svegliassi. Allora io busso. Attenzione, è troppo surreale da far ridere, andiamo avanti. Io busso. Io busso. Franco, non sta alla pecoroni, alzati un attimo, attenzione allora. Io busso. Allora io busso, pronti? Io busso. No, lo faccio con le nocche, Knock, bravo. Fort Knox. Attenzione, pronti? Fort Knox. Si apre la porta che per 30 anni era rimasta chiusa. Nie poter. Dice così. Una porta bussa, cos'è? Non importa. Allora si apre la porta, attenzione. Fa così. La sceneggiata. Come fa la porta? Si apre? Ma tutto così, tutto pernacchio. No, era il vento questo. Si apre la porta, giudice Ferrari, si svegli, sta lavorando anche per lei. Cosa si guarda lì? Si conta i peli, per favore, dai, avanti. No, la Madonna. si apre la porta. Allora, attenzione. Si apre la porta. Come fa la porta? Fa. La porta fa? Madonna, che maniere. Così fa la porta, esatto. Infatti era una porta personalizzata. Era una porta di Rover. Attenzione, la porta si apre. Pronta, sono la fidanzata di Franco. Basta, non ce ne frega niente. La porta si apre, io entro. Che sonno. E chi? Il maschio angioino. Dai. Felicissima sera. Zum 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 zum. Violini. L'ho dimenticati a casa. Felicissima sera. Bum 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 bum. Perché bum bum bum? Ti dico zum zum zum, fai zum zum. Perché fai bum bum? Ma hai messo l'archetto d'Indarizzo. Mamma mia. Speravo di farti guarire. Allora, felicissima sera. Zin 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 zin. Va bene, dai. Chi? A tutti sti signori inchiappettati. E chi ti aspetta? Perché era un locale gay, attenzione. A questa comitiva così allera. Questa l'ho sentita. Guarda la faccia della comitiva all'era. Bravo. Musica musicante. Musica. Musica musicante. I songono. No, basta. Basta, non faccio più Beppe, basta. Basta, tutto male. Non faccio più, va bene, mi sono scocciato, sono qui a di male, non dico Beppe. Ecco, portami via le porte. No, portalo qua, che mi serve per fare un pezzo, basta. Vabbè, allora ritornando. Era l'ultima occasione. Ritornando alla campagna, al discorso. Che c'è? Che c'è? E mo come farà uscire dal tunnel della droga? Basta, stai qua. Una delle città, ecco, una delle città più importanti
Una delle città più importanti della Campania è la città di Salerno. Roma, non lo vedi l'obelisco? Dai, stai buono. No, a Salerno, come vedete c'è la circonvallazione. Ecco la circonvallazione, questa è la circonvallazione di Salerno. Parti da qui. Questo è il parco principale della città di Salerno. Qui c'è il parco, c'è la zona pubblica. Esatto. Giardini pubblici. Giardini pubblici. Silenzio, per favore, seria. Questa è fa vedere l'entrata di Salerno. E l'uscita? No, lasciala stare, l'uscita perché che c'entra? Qui abbiamo il monumento ai caduti. E... niente da fare. Monumento? Si erge maestoso. Monumento? Niente da fare. Purtroppo. E mo. Quindi andiamo avanti. Signori, scusami Beppe, puoi sempre tagliare questa battuta, tanto nessuno capirà perché io posso rifarla. Bene signori. Come vedete qui c'è anche la pianta della città, qui sotto. dei piedi. Ecco, e a questo punto Salerno, spostati. Salerno di sera, vedete come... Con la città davanti di Salerno vi faremo questa Con i canzone. promontori. Con la città davanti di Salerno e la città di Abbiategrasso che suona. Canteremo la canzone. Canteremo la canzone napoletana. Tu si guaglione. No! Fermo. Per favore, non vedi che c'è il microfono lì, per favore. Allora, attenzione, la canzone napoletana si chiama Summertime. Coro, che fai? Mi fa vibrare il sottopelle. Corretto. Summer. No, time. No, io sono un venditore di giornali. Dai, basta. Corriere della Oddio, ho perso tutti i frutti. Dai, basta. That's summertime. And the living is easy. Traduzione. Summertime cosa vuol dire? A San Martino, a Napoli, si usa fare il classico trasloco. Summertime and the living is easy. E lavate il sizzo prima di fare il Sizze. E ti lavi le sizze. Fish are jumping Fesso e Gianni. and the cotton is high. E di cotte ne sai, di cotte e di crude. Your daddy's rich. Cabirbedi, entra in gioco questo personaggio. Your daddy is rich, Cabirbedi è ricchia. Your daddy's rich. And your mama's good looking. E sua mamma gode con Lucchinelli. Dai, avanti. Si gode andare in moto con Lucchinelli. Hush. Sto vascio, questo basso, sto vascio. Little baby. Cabirbedi. Don't you cry. Non lucrerai. In questo Sei caso scivolato, Cabirbedi Dai, non andarmi sulle corde, c'è il avanti. classico smottamento Allora, di pronti? Salerno. Più che Salerno è Pozzuoli. Le mani, me l'hai chiuso dentro, Cristo. E che porco cane qua. Aspetta, metti avanti porta avanti la carrozza. Dai, avanti, stecco. Allora. That's summertime. And your mama's good. Fish are jumping. And the cotton is. Your daddy's. Perché fai la variante? And your mama's good looking. So. Faccio io questo pezzo qua. Sono 3 mesi che sto in marina. No. So hush, little baby. Oh, mi è venuto andato male di attraverso i giardini pubblici. Don't